burrascosa. No, signor, sono delle piccole imbarcazioni, non è un traghetto, è uno, vi ho detto, appena nel profondo del mare, neanche di Mozia, quindi Fenici, costruirono una strada che era lunga 1 chilometro e 700 metri. Questa è la distanza tra Mozia e la terraferma. E questa è tutta l'area che fiancheggia il mare della città di Marsala, tutte le distillerie e i capannoni legati all'attività del vino. Siamo, guardate, adesso qua c'è un monumento sulla sinistra, proprio un monumento dedicato allo sbarco dei Mille, dunque il punto in cui idealmente ha avuto luogo questo sbarco. Adesso lasciamo Mozia e tra breve cominceremo a vedere le isole dello Stagnone, tra cui l'isola Longa. All'origine considerate queste isole facevano parte della terraferma, quindi si creerà quest'area. Mozia sarebbe stata fondata da Ercole perché come dire, gli armenti di Ercole, arrivato a un certo punto, furono rubati e fu una donna, una certa Mozia, ad aver svelato il luogo in cui erano stati nascosti gli animali. Per questo Ercole fonderà quest'isola, chiamandola con il nome della donna che gli svelò il luogo. Allora, signori, già si intravedono le saline, guardate un po' quei cumuli di sale. E qua siamo in un'area la cui attività, quella delle saline, risale già al 1400, con un'espansione, un exploit nel 1800. Si esportava tanto sale, soprattutto in Norvegia, che veniva appunto utilizzata. L'attività inizia, considerate, nel mese di marzo, tra marzo e aprile, con la pulitura di queste vasche. Come noterete, tra le altre cose, il materiale appunto da cui sono ricoperte è un materiale in terracotta. E guardate questo fiume, e quando poi il livello di salinità comincia a salire, si parte da 7 gradi BE, fin tanto che poi si spinge con le spire d'Archimede, sostanzialmente, che veniva attivata dai mulini. Adesso poi più avanti vedremo dei mulini. Si spinge il livello dell'acqua nella vasca più interna fino ad arrivare alla vasca calda, che è l'ultima, dove raggiunti i 28 gradi BE appunto di salinità, veniva coperto da tegole in terracotta per proteggerlo. davanti che roba. Dunque, come vedete, diciamo che ha reso quest'isola particolarmente
noi poi nella fase anche romana, nella villa romana del Casale, in quella che era la rappresentazione di questa gara dei carri. E sicuramente questo lo lascia supporre, guardate, vedete dinanzi al braccio, la posizione della mano diventano poi un elemento. Hanno la stessa risonanza. Si tratta di una statua di pregevolissima fattura che merita questi 5 punti di contemplazione, secondo me, perché facendo d'arte